Sì, in Galles Alta Marca, avendo a disposizione un 110.000 euro premio dalla Regione Veneto per aver raggiunto i limiti previsti di spesa nel 2018, ha pensato di realizzare appunto questi prodotti turistici che si chiamano Emozioni di paesaggio dell'Alta Marca trevigiana. Consistono in una decina di video emozionali realizzati anche sulla destra piave, sulle malghe, eccetera, e questa guida turistica che è unica nel territorio perché raggruppa ben la storia, la cultura, i prodotti di 22 comuni del Galles Alta Marca. L'enogastronomia sta diventando ormai il veicolo determinante turistico perché lega il turista alla consumazione del prodotto e la visita del paesaggio, quindi i prodotti sono ottimamente rappresentati in questa guida. Il compito nostro è proprio diffondere, far conoscere le nostre realtà, far conoscere le opportunità che le imprese possono cogliere quando ci sono dei turisti, far conoscere l'esperienzialità di un territorio come il nostro che è baciato dalla fortuna. Sì, non è un turismo stagionale come quando vai al mare, che quando va via il sole non puoi metterti lì con l'ombrellone, assolutamente. E qui puoi avere tanti modi di conoscere il territorio, lo puoi conoscere nella bella stagione ma anche nella stagione meno bella dal punto di vista climatico, perché abbiamo delle eccellenze del mondo dell'artigianato, del mondo della coltivazione stessa. Questi sono ulteriori strumenti per far conoscere queste nostre belle realtà. I sapori dell'autunno sono fantastici, non ci manca niente, citiamo le castagne in questo momento perché siamo in questa occasione, ma potremmo citare tantissimi altri prodotti che sono frutto della nostra terra e frutto di queste colline. Il progetto Emozioni di paesaggio punta a comunicare l'attrattività che ha il territorio dell'Alta Marca trevigiana per il turismo esperienziale ed emozionale. Tutta la nostra programmazione è incentrata proprio sul creare delle esperienze da poter fare per il turista, legate all'enogastronomia, legate allo sport e natura, legate alla cultura. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la presenza media del turista nel territorio. Se oggi si trattiene un giorno, far sì che magari si trattenga 3 giorni, un giorno va a cantine, un giorno va in bici, un giorno va a vedere gli attrattori culturali, perché crediamo molto nello sviluppo del turismo, più che aumentare il numero di turisti vogliamo aumentare le occasioni di poter restare sul territorio. Il progetto si struttura su 10 video emozionali che fanno capire la ricchezza di offerta che ha il nostro territorio, di esperienze, a una guida turistica e una presentazione che faremo alla prossima Fiera del Turismo di Monaco e poi a 2 eventi sul territorio che coinvolgeranno anche i sindaci, uno mettendo i sindaci in bicicletta con le e-bike andando quindi alla scoperta del territorio e un altro presso il complesso Canoviano di Possagno, eventi ai quali saranno invitati la stampa nazionale, i tour operator appunto per far conoscere le grandi potenzialità di questo territorio che è giardino e colline di Venezia e porta al Cadore, quindi in vista anche di Olimpiadi Cortina 2026, un territorio che quindi essendo vicino a Venezia e ai Dolomiti può avere una proiezione internazionale e tutte queste sono opportunità che il territorio ha e che cerchiamo di concretizzare. Ecco, sicuramente per noi è una grossa soddisfazione aver realizzato questo perché abbiamo proprio coinvolto l'intero territorio nella realizzazione, da partire dalle amministrazioni comunali, alle associazioni, alle imprese e tutti hanno dato il loro contributo, il loro apporto per questa guida, mettendo in evidenza le cose più belle e più interessanti che ci sono nel territorio. Ma penso che lo si colga vedendo un po' tutto l'insieme, questa guida che proprio va a toccare anche aspetti particolari, poco conosciuti e particolarità, proprio per anche incuriosire il turista e tutto questo è avvenuto nei rapporti soprattutto con le associazioni che noi rappresentiamo ed è stato un lavoro di squadra non da poco e anche di professionalità, per questo ringrazio anche le mie collaboratrici che sono state veramente di alto livello.